Il Tempio Ossario è stato riaperto al pubblico. La battaglia è vinta, ma l'orizzonte è ancora lontano e quello raggiunto grazie alla risposta di amministratori, cittadini e associazioni al nostro squillo di tromba è solo un punto di partenza. È un grande risultato per tutto il territorio, è anche insomma una battaglia che è stata rilanciata da Rete Veneta e poi grazie ai vari attori del territorio insomma abbiamo portato a casa il primo risultato, però è solamente l'inizio perché innanzitutto il Tempio Ossario ha bisogno di investimenti importanti e lo Stato su questo ci deve dare una risposta, anche perché sono investimenti che ci aveva promesso ancora tempo fa. Nella lista della spesa finiscono infatti lavori e interventi importanti negli altri monumenti dall'altopiano a Crocetta del Montello passando per Cimagrappa. Se continueremo su questa strada, vedo che far pressione serve, perché vuol dire che facendo pressione anche da un punto di vista mediatico, poi lo Stato e il governo rispondono. Tutto questo diventa inutile però se non si coltiva la memoria e per farlo serve coinvolgere le nuove generazioni. Ci vuole una progettualità, prima di tutto per la messa in sicurezza di questi stabili e poi ovviamente anche per farli conoscere, perché abbiamo visto che negli ultimi anni quello che manca, soprattutto nelle nuove generazioni, è una consapevolezza di cosa rappresentano questi monumenti, di cosa ha patito la nostra terra più di 100 anni fa. Quindi ci vuole veramente l'interesse da parte di tutti gli attori del territorio, ma anche dello Stato in primis, per non dimenticare, per consegnare una memoria alle future generazioni.